Buongiorno Italia. Da come hai brillantemente dedotto dal titolo, oggi faremo un video completamente, interamente, in tutte le situazioni con la GoPro. Dimenticate di aprire qua. Modalità controluce, in modo tale che tu possa vedere e capire come sarebbe avere un canale, girare un vlog, fare dei video solo ed esclusivamente con la ProPro. E quando dico solo esclusivamente con la ProPro mi riferisco anche all'audio, quindi il parlato sarà bene o male sempre quello, seppur la fotocamera sia diverse angolazioni, diverse distanze e soprattutto magari rivolta prima verso chi parla e poi rivolta verso l'altra parte e quindi diciamo utilizza gli altri microfoni, quelli posteriori. Buongiorno signor CP. Cosa dice il codino del CP? Ah, cosa dice? Ah, cosa dice il codino di questo CP? Il codino di questo CP? Ah, che suoni la batteria. Oh, ma ti porto ai raduni io, ti mettiamo a suonare con Steve. Ah, lui suona il basso e tu quella roba, la batteria. Ci terrei a dire che ovviamente non c'è nessun impegno a fare dei video particolarmente belli, nel senso non sto studiando la luce corretta, ok, per fare la ripresa bella nitida e chiara, non ci ho applicato nessuna LUT, quindi nessuna color correction, cioè come lei registra così in automatico con le impostazioni e il colore GoPro, così tu lo vedi poi nello schermo, ok? Quindi non si riesce a capire un cazzo. Questo test serve a capire cosa succederebbe se tu usi, e non sei un esperto, una GoPro per fare un vlog nelle determinate... non nelle determinate... Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Nelle varie situazioni. La giornata non è certamente delle migliori, però se ci pensi è la migliore per fare dei test. Io con GoPro mi sono creato dei presets, ossia delle modalità predefinite, e variano ovviamente da soggetto a soggetto, da preferenze, da stili di ripresa, però ti posso raccontare le mie. Allora, questa è la modalità standard che mi sono impostato per le riprese diciamo normali, registra in 5K 30 fotogrammi al secondo. La modalità lenta invece, come vedi, ho messo l'ampia. Ho attivato sì la stabilizzazione, però quella normale, non quella accelerata, ok? Perché come alcuni sanno, l'accelerazione completa GoPro ti ritaglia buona parte delle immagini, quindi anche se stai registrando in 5K comunque una bella fetta viene ritagliata e poi il file viene abbastanza compresso, in quanto è una rielaborazione software. La seconda modalità che mi sono salvato, che è questa, è la modalità sport, ha l'obiettivo ampio con allineamento all'orizzonte. Stiamo registrando in 4K a 60 fotogrammi al secondo, il che significa che se vogliamo possiamo rallentare mantenendo la risoluzione del 4K fino a 2 volte, tipo sta roba qua. Niente di che, però insomma è una cosa carina. Ovviamente in questo caso la stabilizzazione ha l'accelerazione massima, ossia il boost, come si dice.
Questa è la modalità cinematica, stiamo registrando in 5K a 30 fotogrammi al secondo, non c'è alcun tipo di stabilizzazione, questo per avere la massima qualità possibile. Quindi se devo riprendere un panorama, un tramonto, una città eccetera, appoggi la GoPro e questa è la miglior configurazione per riprendere tutti i dettagli. L'ultima è una sorta di slow motion, dico una sorta perché invece di registrare a 1080-240 fotogrammi al secondo, quindi di rallentare praticamente 8 volte il filmato, sto registrando a 2,7K, quindi una risoluzione superiore al 1080, ma quel che basta per recuperare i ritagli della stabilizzazione software, e stiamo registrando a 120 fotogrammi al secondo, quindi per cui possiamo rallentare di 4 volte il filmato e la scena verrebbe più o meno così. Ovviamente queste condizioni di scarsa luce e nebbia certo possono essere affascinanti, in qualche modo romantiche, no? Nell'antico senso del termine, però non vanno assolutamente d'accordo con le GoPro. Le GoPro sono delle action cam che regalano di quelle cose pazzesche, però in situazioni di ottima luce. Per carità, non significa che non puoi usarle se c'è poca luce o verso sera, per carità, però troverai l'immagine molto disturbata e veramente con pochi dettagli. Un po' di b-roll da mettere sopra quando parlavo. राहों में खौफ का गुबार है, आँखों से चैन बेफरार है, राहों में खौफ का गुबार है, आँखों से चैन बेफरार है, आहें भरते इंतजार में बैठे हैं, होश आएगा उन्हें, तू आग है तू ढाल है मर्ज का हल्ला बोल रे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला È sempre interessante osservare il comportamento delle persone. Praticamente adesso ero in giro col CP al guinzaglio perché sto attraversando, diciamo, un posticino dove ci sono delle case coi cani, e a un certo punto se ne escono fuori un pastore tedesco e un bovaro del Bernese che arrivano qua abbaiando di corsa, e io c'era la signora fuori, anche giovane, le urlo signora, signora, e non si dirà signora, signora, e non si dirà signora, signora, gli mancava che le tirassi anche un porco, e a un certo punto si è girata e gli faccio signora, ho un pitbull della serie, se succede una baruffa o glieli fa fuori il CP o glieli faccio fuori io, quindi insomma. E adesso arriva il punto, ciò che io reputo interessante, ossia il fatto che non si è degnata di un scusa, di un mi dispiace, niente di niente, proprio scena muta, anche perché poi le ho aggiunto, sì, ma anche lei tenerli liberi così, due cani del genere, in una strada pubblica, niente, cioè proprio non ha neanche degnato di uno sguardo, una scusa, niente di niente. Però vedi, questa è la cosa interessante, se succedeva tipo che il CP correva dietro a qualcuno, cose del genere, lì allora la gente si impuntava, no? Per far su tragedie, denunce, questo e quello, e i proprietari dei cani ste robe le sanno benissimo. E qual è la parte interessante? La parte interessante è lo scontrarsi di diversi caratteri e abitudini. Da una parte il carattere mio che dice ok, vabbè, non è successo niente, ovviamente chi se ne frega, ovviamente. Mai e poi mai mi sognerei di denunciare, far storie perché tieni i cani liberi in una strada pubblica, assolutamente. Ma dall'altra parte però contemporaneamente c'è questo bel contrasto, dopo che hai la fortuna di trovare una persona del genere come me che non ti fa storie, non ti fa niente, tu neanche non chiedi scusa, non ti degni neanche di chiedere scusa, quindi è una cosa estremamente vergognosa questa. Comunque chiudiamo la parentesi e continuiamo la puntata della giornata con GoPro. Beh, oddio,
un pochino anche la giornata col Mavic Mini, perché adesso un voletto col drone glielo faccio fare. Ovviamente la GoPro non gliela attacco al drone, in quanto già il Mini 2 ha la sua buona videocamera e fotocamera, ma a parte quello ho fatto delle prove collegando la GoPro 8 e la GoPro 9 a dei droni senza stabilizzatori. Praticamente le vibrazioni e l'andazzo, no, di questi droni, probabilmente anche il loro sistema, la loro bussola interna probabilmente anche, manda in tilt la stabilizzazione della GoPro, e quindi per quanto tu vada dritto, faccia dei movimenti dolci, lineari con questo drone, vedi la GoPro che ti ondula che in una maniera pazzesca, e quindi rende i filmati praticamente inutilizzabili. Se ti dovesse interessare, questa è Cittanova, è un piccolo paesino in provincia di Venezia. Ovviamente nulla di particolare in quanto è molto piccolo, però la strada è molto piacevole, è praticamente attaccata al mio paesino, e quindi quando sono in queste zone vado ben volentieri col CP o a farmi un giretto in bicicletta. Anche perché questa, magari non tutti lo sanno, non tutti se lo ricordano, è stata una delle primissime puntine, forse non avevo addirittura neanche il camper all'epoca, erano proprio i giorni che stavo cercando il camper, no? E ti avevo portato lì in fondo a vedere la chiesa, ma soprattutto l'idrovora di Cittanova. Credo che sarà più o meno dove farò volare il dronello. La rovina del mondo in una sola semplicissima clip mono inquadratura. Il cibo spazzatura, rovina di mente e corpo, e i rifiuti buttati in questo contesto così carino che è la rovina della società e della dignità umana. Bello qui dietro, vado a fare 2 foto col dronello. Questo alle mie spalle, no, non il CP, l'azzeggio metallico, per chi non lo sa, è un filtro che serve a ripulire i canali. Come puoi vedere ci sono queste grate, queste pale che si muovono, che buttano poi la sporcizia in questa sorta di cinghia trasportatrice o rullo trasportatrice, come preferisci, e il tutto poi viene scaricato fuori dall'acqua. Fantastica la chiesetta, qua ci venivo a fare gli aperitivi con Alessia la sera, bellissimo di sera. Ah, che bei ricordi. Pensa che qui questo piccio giallo, no, quando ero piccolino l'avevano fatto tipo a bar, e noi con gli amici, con gli scooter, venivamo qua a ubriacarci. Ma chissà cos'è sta roba, che siano le cose delle api, che forse è meglio che non tocco e non apro. Il cane mi ha gentilmente ricordato che esistevano anche le scale. Vedi? Senza andare tanto distante avevo il wild in del mio paesino. Ho visto più che altro, a parte i cormorani, i merli, ma ci sono delle anatre selvatiche. Quello lì è il cormorano, lo vedi? Che ha la testa fuori, dietro il CP. Lo vedrai lontanissimo, vabbè, con la GoPro ovviamente, così capisci anche cosa significa riprendere ste robe con la GoPro. Il cormorano è un uccello abbastanza tipico che abbiamo noi in Veneto. Guarda, che vola, guarda. Vedi? Ta 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 ta. E usa andare a caccia di piccoli pesci facendo la caccia subacquea, perché è bellissima sta roba, perché li vedi, no? Loro vanno in giro a mo' di occhetta e dopo si immergono, stanno un po' sotto e poi tornano su. Perché il cane è così attratto all'immondizia? Dove c'è immondizia lei va. Insomma ragazzo, questo è quello che succederebbe se tu utilizzassi una GoPro per fare vlog.